Buongiorno! Ci troviamo a Silanus, in provincia di Nuoro, e stiamo per visitare il complesso nuragico di Santa Sabina, che comprende un villaggio nuragico, una chiesa, un nuraghe e 2 tombe dei giganti. In particolare oggi visiteremo il nuraghe e la chiesa bizantina. Mi raccomando, restate lì, iscrivetevi al canale e alle pagine Facebook e Instagram, e a breve il complesso nuragico di Santa Sabina! Stiamo trovando dentro alla chiesa bizantina costruita attorno all'undicesimo secolo d.C. La chiesa che appunto porta il nome di Santa Sabina e che dà anche l'appellativo all'intero sito nuragico. Siamo arrivati al nuraghe. Il nuraghe è monotorre. Stiamo parlando di una struttura che ha avuto come inizio di costruzione il 1600 a.C., poi è stato portato a termine verso il 1000 a.C. È tutto costruito con grandissime pietre di basalto. Ora ci accingiamo ad entrare per vedere come è fatto internamente. Ecco, come potete vedere abbiamo un ingresso a forma quasi triangolare, quindi si tratta di un nuraghe, diciamo, fra quelli più recenti. All'interno poi abbiamo una stanza pressoché circolare a tolos. Sulle pareti possiamo vedere 3 nicchie che sono sistemate, diciamo, sui 3 punti cardinali, quindi in modo perfettamente distribuito.
Ok, ora proviamo a salire per andare al piano superiore. Solitamente le scale si trovano verso la sinistra rispetto all'ingresso, eccole, e cominciamo a salire. Abbiamo delle scale abbastanza ripide ma non troppo, e già si scorge nettamente la luce che filtra dall'alto. Ed eccoci, siamo in piedi sopra alla copertura esterna della Tholos, e aggiungere altro per descrivere questo magnifico panorama sarebbe veramente superfluo. Benissimo, abbiamo appena visitato il complesso nuragico di Santa Sabina E ci raccomandiamo, venite assolutamente a visitarlo e iscrivetevi ai nostri canali. Ci vediamo lunedì per una nuovissima puntata. A presto, ciao!